vincere, per continuare a sorprendere. Il Mistral Palermo oggi affronterà un Adrano che vuole rimediare un periodo di forma non eccezionale, sconfitto, bruciato nell'ultima settimana di gare, ora vuole la rivincita. Benvenuti qui dal Paloreto di Palermo, benvenuti a Mistral Palermo contro Città di Adrano. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Oggi ancora Cascino, come passa Esposito, 1-0 subito, lo scambio ancora Finocchiaro, reazione vincente, l'Adrano pareggia 1-1 tra Mistral e Adrano. La parata favolosa di Longo durante la stagione, rischia qui Finocchiaro, rischio proprio di Radaelli. Finocchiaro trova la doppietta servita su un piatto d'argento, ma palo colpito, ancora però insiste, 2-2 la rete Napoli, gara però bella attiva. Dodo destro, controllo è buono, Muro ancora insiste al centro dove c'è Napoli, bloccato. Di nuovo quello schema, Vandorio, la parata di Longo, apre il campo, manca un secondo dove c'è Di Prima che tira Di Prima, ma fa male. Ancora Di Prima, la stoppa, prova ad andare in porta. Il gol è proprio del 14, appena entrato si va a prendere l'applauso dei suoi in tribuna. Poi una piccola schermaglia, insiste però il Mistral, Cascino sbaglia sotto porta. Il viaggio è importante da Adrano a qua, però sono molti. E qua l'autogol, Maria la mette al centro e c'è l'autorete. Può giocare quindi a 5, ancora Di Liberto, apre dove c'è solamente Di Maria e poi Longo può andare in porta. Insistenza qua dell'Adrano con il palo, ancora lui, Muro insiste, palla che arriva al centro, rimane di palo, preso da Muro, ancora Cascino, chiama Dorio, destro fuori misura. Prova a uscire un'altra volta Esposito, sbaglia, Finocchiaro, palo, rischia il signor Barcia, lascia Radaelli, palla di Napoli che colpisce Cascino, Longo, gol su assist dell'avversario, Cascino esiste, Cascino, ancora il 9, si accende, Tommy Cascino, Berti, ancora Cavallaro, Napoli a vuoto, parata di Liberto su Nicolosi, Cascino, anche lui può andare, Cascino in contropiede al centro, lo scavetto, lo mette il pallone, incredibile, contro Adrano, dall'altra parte Cavallaro, prova di Liberto. Che cosa abbiamo visto? Le giocate rischiosissime dell'80, Verzi al centro di Liberto, Muro se ne va, che classe dell'8 che con lo scavetto chiude, Muro mostruoso, Muro Finocchiaro colpito un'altra volta, non c'è niente, Fulci e Radaelli, incredibile, esulta il Paloreto, prende da 2 secondi, adesso